Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con tasche, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Olè! Benvenuti! Benvenuti! C'è un compagno! Ma dove vai? Ma dove vai? Allora come va? Come va? Bene, iniziamo subito che siamo in ritardo. Qualcuno ha fatto ritardo oggi. E iniziamo. Gemma Altimari, opinionista, in nero c'è un motivo. Prego, prego madame, anche lei con gli occhiali. Benvenuta. Raffaella Redda, eccola qua, lei ha fatto tardi. Ciao. La Miceli, Simona Miceli. Ciao. C'è una new entry, però lei è un personaggio, una grande artista, oltre ad essere una grande donna. Siamo amici da molto tempo e lei è stata forse la prima a contattarla, a volerla, poi ha impegni di lavoro, lavora molto, meno male. Eccola qua, Francesca Marchese, benvenuta. Come stai? Bene, grazie. Salve a tutti, buonasera. Accomodati. È caduto in ciafazzo, poverino. E adesso vi presento un ospite. E che ospite! È un ragazzo giovane, calabrese. Essendo giovane comunque ha una grande esperienza, un grande artista, un regista cinematografico. Gianluca Gargano, eccolo qua, eccolo. Come stai? Tutto bene, accomodati. Prendo un attimo, eccolo qua. Come va? Come va? Sei caduto? Poverino, è caduto. Come state? Ma tu, cosa è successo, scusa? Ognuno di noi ha avuto una, come dire, non lo voglio chiamare lutto, però un dispiacere. No, mi sembra cioè, tutti, sapete perché sono vestite così? Perché Manga... Chiedimi la nuance. Tu stai zitta. Chiedimi la nuance. Perché questa nuance? Perché questa nuance lo so, perché Manga, Peppino Spizziri, a loro dispiace molto. Mamma come siamo dispiaciuti. Ti salutiamo. Peppino, poverino, no? Nel Ciao senso che Peppino. Peppino È venuta a mancare. Peppino. Manca, ciao Peppi, Peppe, torna. manchi. Torna, Peppi. torna, sta a casa, aspetta te, come va Tu ti Gianluca? aspetta te. Lui ha il tuo rispetto. Ti vedo stanco. No, non sono tanto stanco, ancora diciamo che ce la faccio. Tanto abbiamo molte. Francesca Marchese, come stai? Come stai? Adesso benissimo. Adesso benissimo. Assolutamente benissimo, poi benissimo. Scusate. Allora, Francesca, Dimmi, ma tu fai mille cose. mille cose. Tu sei impegnatissima. Attenzione alla sedia. Ah, va bene, No, non non cadi. la mia compagna è qua, bella. Faccio mille cose fortunatamente, ma diciamo che in questo momento la cosa migliore che potevo fare è stare qui con voi Ma e com'è? condividere Certo. questo Questo- pomeriggio meraviglioso per tante belle ragioni. La prima è che questo bellissimo format claudiesco, come lo chiamo io, abbia
questa allure di femminilità che contraddistingue lo stile. Abbiamo, come dire, un coro greco, come dicevamo prima, che ha alti, bassi, controalti, e in questo momento abbiamo anche la centralità del corifeo, che è seduto lì, meraviglioso. Mi si sta caponando la pelle, guarda. Momento straordinario, abbiamo un corifeo. Veramente proprio altissima cultura. Cosa dice? Troppa intelligenza. Madonna, lei parla molto. Guardati che parli molto. Come stai? No, bene, devo stare un po' più composta. Come mai? Mia mamma mi ha detto che insomma le signore, Gemma, siccome sono una signora, oggi starò più composta, parlerò solo al momento opportuno. Devi. Composta. Una donna composta. Mi raccomando, composta e tu perché? Devi stare composta, vieni. Gianluca, adesso ospite abbiamo un personaggio che questo è per sapere. Stava tremando, l'ho visto che vibrava. Ha avuto paura. Paura, poverino. Non avere paura, Gio. Si emoziona. Allora, abbiamo ospite un personaggio, ti stavo dicendo, che è conosciuto da noi, è molto conosciuto. È un artista. Abbiamo passato una serata, è stato ospite da me una serata domenica scorsa. Io l'ho avuto ospite già 5 anni fa, 6 anni fa in una trasmissione televisiva. Mi dice 3 anni fa, però sono 5 anni. Comunque mi dice che sono 6, va bene. E lui ha partecipato pure ad una trasmissione di Maria De Filippi, poi ve lo dirà lui, lei, lui, non lo so, signore e signore, drag, Luana, eccola qua, ti lascio il palco, vai. Sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei un uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo da figo, se non vuoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo, comprami, io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, Mi sta cadendo un vestito. parola, un gesto, una poesia, mi basta per venire via. Un attimo, ti prendo, che lui trema, poverino. Il microfono, scusi, eccolo. Come va? Bene, metti il microfono, vediamo. Vediamo un po', questa è tua. Sì, è quasi eccitato. Come va? Bene. Tutto bene? Mettiamoci più indietro un pochino. Vieni con me, vieni. Già fatto. Vieni con me, Come va? Bene. Tutto bene? Bene, sì. Ma tu canti anche dal vivo? Dal vivo Dal qualche vivo, volta d'amore. Come canti? qualche volta karaoke ho fatto, cioè, Ah sì? qualche volta. Ma hai una bella voce. Ci potrei provare. L'ho fatto qualche volta, karaoke. Però io dicevo che tu hai partecipato a una trasmissione televisiva nazionale. Dalla De Filippi nel 2010. Ah, ma ti sei esibito? Sì. Ah sì? C'è posta per te. Ma che bravo, dopo ne parliamo, accomodati là, Grazie. che ti tolgo subito a un già. Eccolo qua. Sono da lui. Come va? Lo so che stai lavorando. Lavorando. Era al telefono fino adesso. Gianluca dove sei? Però grande soddisfazione, è vero? Sì, assolutamente. Intanto vi ringrazio per l'invito. Vi ringrazio anche per essere in compagnia di 4 bellissime donne. Perché Grazie. No, è la verità. Dillo tra poco.
Sì. No, sono cresciuto, nato, vissuto tra le donne. Le donne sono... No, ma sta benissimo. No, non sono occhiali da sole, sono occhiali lutto, assenza Peppino Spicchio. Sto lutto, lasciamolo stare, mo. Lasciamo stare, sto lutto e Peppino non è che è venuto a mancare, ci manca. Però non mi sembra il caso di tenere gli occhiali da sole. Tu sei stata quella che li ha portati. Io sono un amante degli occhiali da sole e sì. ciò. Perché... tutti gli occhiali da sole, ma togliete questi occhiali da sole. Subito, oppure possiamo... No, amore, tra 5 minuti. Come vuoi. Ti stavo dicendo, allora, film pronto. Rapiscimi. Capiscimi. Rapiscimi, Rapiscimi il titolo, sì. Hai iniziato a girare qua perché c'è voluto un po' di tempo, no? No, diciamo che i tempi sono quelli standard, semplicemente poi abbiamo avuto piccoli inconvenienti e quindi abbiamo dovuto, come dire, fare le riprese a più riprese, ma quando si muovono 50 persone, 60, 70 su una troupe è tutto molto complicato e quindi se c'è un inconveniente poi diciamo che bisogna sopperire con... Ma non è la tua prima opera? Allora, da un punto di vista squisitamente ministeriale, se vogliamo, è l'opera prima, ma non è il mio primo lungometraggio, mettiamola così, perché il mio primo lungometraggio l'ho girato 10 anni fa, o meglio è uscito 10 anni fa, l'ho girato in Calabria, ma era un'opera diversa, era una fiaba neorealista, girata da Prigliano con dei bambini. C'era pure questa bambina qua, sì, no? Sì, c'era anche questa bambina. Marchese. E quindi diciamo questo è il primo lungometraggio che poi è stato proiettato in diversi festival e soprattutto per un bel po' andò in onda perché era all'inizio del girare terrestre in Italia, parliamo del 2008-2009 e quindi c'era una nuova emittente, si chiama Second TV, che lo mandò in tutta Italia. È successa una cosa straordinaria, qui abbiamo Francesca che può esserne testimone, che chi vedeva questo film, siccome era veramente un film sospeso nel tempo, no? È una sorta di piccolo cinema paradiso fatto con pochi mezzi, mandavano delle mail perché c'erano i contatti alla fine, c'era la società, quindi poi uno andava su internet e arrivavano email di persone che ringraziavano perché tanti calabresi che erano all'estero avevano rivissuto la propria infanzia perché era ambientato nelle montagne di Aprigliano e addirittura ci fu una coppia, non so se del Montenegro o due coppie? Due storie parallele, la prima straordinaria che sono persone con le quali ho un rapporto, però volevo anche salutare Francesco Adamo che ho ritrovato qua perché lavora Ciccio Adamo, e Ciccio era uno dei bambini nostri, nel senso che aveva all'epoca 6 anni e quindi è stato un bambino, poi c'era Noemi e poi c'era mio padre. 10 anni fa. Ma c'eri pure tu? No, in questa specifica occasione no. Però quello che volevo dire c'era che Simona con il camper, che era molto bello è che ci sono state persone che sono partite da molto lontano, si sono innamorate di uno dei personaggi del film, che era un anziano straordinario, un artigiano, e vennero in Calabria per conoscerlo. Addirittura. Dopo aver visto il film. Ma che bella, ma quindi che bella. Si aggiunse, vabbè, a parte questa parentesi del mio lungometraggio. Dopo parliamo del film. Esatto, comunque, parliamo del film. Sì. Comunque voi che siete nel mondo dello spettacolo, Gemma è un artista, quindi a 360 gradi abbraccia tutto, ha fatto anche cinema, teatro, ha ballato sulle punte, è vero, donna Gemma? Quali punte? No. Non le mie punte, le punte... No, comunque... Punte messe, che dovresti farci provare. Come ti ho promesso. Sì. Comunque, punzecchiate un pochino a questo Sì, ma adesso stava dicendo comunque una cosa molto importante, eravamo rapite. All'inizio stavamo sbadigliando alla grande, questa fase però ci siamo contenuti. No, ma perché, scusate, voi vestite a nero proprio è una tristezza unica. Ma che siamo belle, ci hanno detto che siamo belle. Sì, siete eleganti, però troppo invettite. Anche tu hai la giacca nera. Sì, ma c'ho il jeans, c'ho una camicia bianca, c'ho qualcosa di colorato, capito? Noi abbiamo l'anima colorata. Peppino, che cosa hai fatto? Peppino, perché state parlando il medico estetico che tu conosci, conosco, sì. Che tu conosci. E che è sempre ospite qua? È opinionista, certo, sì. È il mio partner. E come mai non c'è? Per lavoro è fuori, è andato fuori questo venerdì, poi ci sarà per tutte quindi le il lutto è per... Senti, ma ti è caduta una paillette se non sbaglio, no?
Ah? Non l'ho vista. Come? Non l'ho vista. Non l'hai vista? Ma di solito quanti spettacoli fai durante il mese, l'anno, la settimana? Capita, però in Calabria non è che... Non è che... Non è capita. Male invece di Al tutti i sud giorni, non è scusa. capita la draga. No, dai, non esagerare. No, non è vero. No, è capitissima. È capitato pure a me. Scusami, Sì. quindi è Sarà capita. capitato a tutti. Sarà capitato anche a voi. Lasciala andare finché la barca va. Tu non remare finché la barca va. Stai a guardare quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Mi piace questo gesto. E tu che vivi sempre sotto il sole. Vieni, Tra file di andiamo. Ma nella vita di tutti i Accomodati. giorni volevo chiederti, no? Questa musica l'uomo. Tu conosci. Ti cade il vestito. Scandalo! Scandalo! Copriti! Vergognata! Ma io gli volevo chiedere, Giù! quando parte la musica parte. Ti Io vedo volevo un fare po' una giù. domanda inopportuna Brava, a lui. vai. Ma io dico, guarda, veramente, con tutti i mestieri che c'erano, cioè, veramente, ma tanti ce ne sono a Cosenza, un gran ventaglio di mestieri. Cosenza Ma proprio poi a Cosenza pullula proprio è lì. foriera. Tu potevi fare, che ne so, il giornalista, cioè ce ne sono tanti, potevi fare l'avvocato, che anche questo non ci nega sembra a nessuno. Mi ero iscritto inizialmente a Anche giurisprudenza. lavori, diciamo, se non volevi proprio stare, potevi fare, che ne so, l'impiegato delle poste. Ma anche il Sempre stato pure panettiere, quello. per esempio. Ecco, Panettiere. ma come mai hai deciso, come ti è venuto? Perché l'hai fatto? Ma tu sei un Quale- artista, non puoi fare questa domanda. Ma perché io pure ho un motivo veramente... ma per- Vuoi una risposta seria o una risposta No, cazzo? tutte e due. Tutte Cioè, e perché due, è una dai, cosa sia dai. seria che tra il serio e il faceto. Tra il serio e il faceto? Davvero, sì, sì. Ma premesso che ho fatto tanti mestieri nella mia vita per mantenermi, ma davvero tanti, non so quali non abbia fatto, quindi diciamo che li ho fatti un po' tutti. Diciamo che la maggior parte dei mestieri mi annoiano. È l'unico mestiere che mi fa sentire realmente vivo è questo, quindi senza di questo non potrei fare altre mille cose, ma ne ho fatte tante in Francia, dappertutto, a Roma. Anche il DJ, ho fatto qualunque cosa, cameriere, ho fatto qualunque cosa, esperto di marketing. Ha fatto qualsiasi cosa per fare questo, Esatto. poi, no? Il finale era questo. Ho fatto qualsiasi cosa Come per tanti mantenermi, artisti, no? sì, ho fatto veramente tante cose, però poi alla fine, anzi il primo mestiere è il parrucchiere, ecco, quindi le donne... Tu mi diciamo- raccontavi un aneddoto Fantastico. molto carino, quello che la tua tesi di laurea, no? Sì. Dillo tu. Sono passati un po' di anni, devo dire. Vabbè. No, in realtà sono giovanotto. io qui a Teleeuropa sono molto legato, a parte perché conosco un po' la maggior parte delle persone che ancora ci lavorano dopo 25 anni, per fortuna. Ma in realtà ho trascorso molti mesi qua, perché quando feci la tesi di laurea, era una tesi sperimentale, la prima in Italia, io analizzai, e devo dire l'anno purtroppo per me, la campagna elettorale del 97 del sindaco di Cosenza. Attraverso Allora chi era il sindaco di Cosenza? Giacomo Mancini, diventò Giacomo Mancini, c'erano 6 sindaci in lizza. Io feci questa tesi folle e studiai tutta la comunicazione di ogni singolo candidato attraverso tutti i mass media, tutti, giornali, telegiornali, radio, quindi per un mese di campagna, e quindi stavo sempre qua perché praticamente era il posto dove c'era più comunicazione. Ma trovavi coerenza nelle No. cose? Assolutamente, immaginavo. La tesi in realtà, Vabbè, io era penso di che tu 2 la tua volumi. coerenza l'avrai trovata. No, era di 2 volumi e fu Parola, anche, e si prese pure la dignità di stampa e pubblicazione della tesi, ma poi la conclusione fu talmente banale che in realtà non esisteva la migliore comunicazione politica, ma il voto di scambio. Quindi bravo. Su questo io farei parte Simona, del pacchetto, stai veramente. dormendo? Sono sveglissima, volevo fare un paio di domande a questo ragazzo. Fai la domanda in gamber. Volevo chiedere quanto è difficile secondo te, visto che ti sei, rapiscimi mi pare, insomma, Sì. ho visto il trailer, un po' di l'hai cose. visto il trailer? Certo, Ti è piaciuto? cioè è interessantissimo, sì. Grazie. Non Secondo ne me. parliamo, lo facciamo vedere. Sì, però volevo capire che idea ti sei fatto, nel senso, tu pensi che in Calabria si possa fare seriamente cinema?
un mestiere del genere, qui ci sono attrici, no? C'è gente che lo vorrebbe fare di mestiere, poi quanto ci riesca non lo so. Pensi si possa fare? È la prima domanda. La seconda domanda seria invece è, e dici la verità, ti sei scontrato con raccomandazioni, sotterfugi, richieste strane? Come ce l'hai fatta? In trasparenza e con sostanza? Guarda il mio sorriso. Oppure ti sei scontrato con una sottocultura che purtroppo, insomma, è una cosa con cui facciamo i conti tutti i giorni? Guarda, la seconda, vabbè. Ti stupirò. La prima risposta è che il cinema si può fare dappertutto, si fa anche nei paesi in cui non c'è nulla, anche nei paesi che sono stati in guerra, quindi chi vuole fare cinema lo riesce a fare. Poi come? Questo sta al giudizio di chi osserva il cinema. Fare cinema però per me non vuol dire essere un videomaker, non vuol dire realizzare dei prodotti video. È quello che diceva prima Claudio, fare cinema vuol dire andare al cinema, se no fai un altro mestiere. Per arrivare a andare al cinema c'è un percorso che spesso è molto lungo, spesso non si avvera mai, non si conclude mai. Io faccio sempre un paragone molto banale, la gente in Italia ama molto il calcio. Ci sono 22 squadre, credo, con 22 giocatori tra panchina e ci sono quindi 440. Sì, ma in Calabria si fa cinema, o lo fanno sempre gli stessi? In Calabria si può fare qualunque cosa, si può fare qualunque secondo cosa. Il politico che c'è, se sei legato, se lecchi, quindi scusatemi la mia espressione, però poi io divento pazzo. No, guarda, non si può fare cinema in Calabria i veri perché... talenti, i grandi talenti, secondo me, stai zitta, fanno paura, nella nostra terra fanno paura. Poi io parlo così, vado a braccio perché ho molta rabbia dentro, perché ci sono... No, lo devo chiudere. E quindi ci sono talenti veri, però purtroppo non sono agganciati, l'aggancio sta nella politica ed è quella cerchia di persone che comandano, incompetenti, assolutamente venduti, maledetti, lecchini, portaborse che non valgono niente. Zero. E hanno un potere, direttore qua, direttore quello là, comanda alla cinematografia, direttori. E poi qua non si fa nulla, sempre le stesse cose. Soldi che arrivano non si sa né come, né quando, dove vanno e dove... Sto per chiudere. Comunque, vi ringraziamo, è stata l'ultima abbiamo chiuso la trasmissione. abbiamo fatto. Allora, ci vediamo dopo, scusatemi. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Qua ci serve solo uno che ne capisce di computer e facciamo i soldi. Cosa vuoi? Vogliamo aprire un'agenzia turistica di vacanze estreme. Ma non estreme normali, estreme assai. Offriamo rapimenti. Annoiato delle solite vacanze? Vieni in Calabria e fatti rapire! Viagra calabrese! Non posso! Voglio possederti come un animale. Mantenere il glande fuori dall'acqua a mo' di isolotto. Si può sapere chi cazzo avete rapito? Come chi? Pedro. Avete Pedro sbagliato! Siete veramente degli idioti. Quando si fa una minchiata, si provvede a ripagare la minchiata. E una minchiata non ripagata rimane un debito della minchia. Mister Minchia, che ne dici di un colpo in testa? Non ne preferisci tu? Moriremo tutti. Cazzo dici? This is original sequestro calabrese. Quanto devo chiedergli? Chiedi 1 milione di lire. Di euro? Di euro, dai, di euro. Bravo, bravo, bravo. Senti,
Gianlu, rapiscimi. Sì. No, spiega questo titolo, no? E poi è un film comico, tragico comico. Dirò una cosa che farà piacere a loro, Sì, che punzecchiano sì. sempre. In realtà l'idea è nata con il mio socio mentre stavamo morendo di fame un po' di anni fa a Roma e diciamo che cacchio di lavoro possiamo fare, e conosciamo degli uomini molto ricchi, ma veramente ricchi, gente che viaggia in jet privati, e lui a un certo punto dice: ma ricchi, possibile che sti soldi, ma che se ne fanno? Ma non ci potrebbero dare i soldi per fare un film? Sai che ti dico? Dovremmo prenderli, rapirli, portarli nei boschi calabresi, bastonarli, tenerli digiuni e chissà, forse poi ci danno i soldi. Quando ho detto questa frase, ho detto: ma lo sai che hai avuto un'idea geniale per un film? Un'agenzia che organizza rapimenti per ricche annoiate dalle varie. E da lì è nata questa idea, che poi è rimasta in un cassetto fino a quando poi dopo un po' di anni non c'è stato modo di metterla in moto. Rapiscimi è nelle sale dal 18, però Sì. la prima nazionale è proprio nella tua città. Anteprima, perché il giorno prima della prima, la prima è il 18 e l'anteprima è il 17. L'anteprima è nella tua città. Sì, ho deciso di farla a Cosenza, uno perché sono nato qui, due perché comunque c'è anche la Calabria Film Commission, e questo si ricollega un po' con la risposta che diceva lei prima: si può fare cinema in Calabria, si può fare, ci sono anche i mezzi, i finanziamenti, poi ognuno ha la sua storia e la sua storia. Però non funziona, vabbè. Sai, a noi hanno dato un contributo di 50.000 euro e va bene così, ma non lo dico perché ne hanno tanti, ne hanno dati tanti, spesso poi le cose neanche si sanno. Però si vede poco, cioè non si gira nulla. Non è semplice perché non è la Basilicata, sai, dove veramente grazie al cinema la Basilicata è conosciuta. Matera, chapeau, sappiamo che cos'è, però la Basilicata chi la conosceva? Grazie a un film internazionale che tu sai, girato da Mel Gibson. Ha avuto ci vuole tempo, Claudio, sai perché? Ci vuole tempo, la Film Commission in Calabria ci vuole tempo da quando sono nato, lo so. E quindi alla fine a Luzzi qualche giorno fa. Ho visto Giulia Roberts a Luzzi qualche giorno fa. Sì, brava. Era in tournée. E di quello parlavamo. Gemma era in tournée, Acri, Bisignano e Luzzi. Sì, era un in pazzo. Sì. E quindi è inutile che stiamo qua a parlare, esatto. perché i giovani devono andare via. Non vi fate ingannare, dovete studiare, avere le esperienze fuori e ritornare. È una terra stupenda, bellissima, però è una terra amara. Non dai calabresi, chi gestisce questa prima di andare terra. via andate almeno al cinema. Prima di andare via vedete il film, passate. Allora, a cose più serie? Sì, intanto stavo dicendo che il G7 c'è l'anteprima, mi preme anche fare un po' di promozione, siamo anche qui per questo e approfitto. Mostro anche la locandina che qualcuno mi ha messo qui, carina, che è molto simpatica. Casualmente ce l'abbiamo messa? Non so chi ce l'abbia messa. Così, ci è capitato. Andate al cinema, fatemi sta cortesia no, proprio personale. dovete andare al cinema. Al cinema Che nemico, abbiamo fatto le giorno scuole. 17 aprile. Allora, l'anteprima è alle alle 20, l'anteprima è solo su prevendita, poi il film starà in sala in Calabria, scusami, a Cosenza fino al 23-24 aprile, anzi fino al 23, uscirà il 18 in tutta Italia, nelle sale UCI e The Space, che sono circuiti insomma classici, non so ancora le città. Io lo conosco da bambino a lui, da bambino. No, ti prego, mi rifiuto di ascoltare questa musica. Luca Chito, mi rifiuto di ascoltare questa musica. Ti uccido. È la terra nostra che... Io prego notte e giorno. Perché prima lui mi aveva messo un'altra musica. Guarda, lui mi guarda. Guarda, sì, però mi tagli i reni, basta, ho detto una cosa, basta. Cambia musica! Luca, cambia musica! Ti prego! Vieni qua, balliamo! Vieni Lu! Vai, state più dietro, dai. Venite più qua, più vieni! Con questa scollatura! Ok, bene così, accomodati. Aiuto, mamma, dove sei? Uccido! Torna a casa, ti prego! Non ce la faccio! No!
Ti uccido. È venuta una tristezza. Fate una in fondo domanda al veloce. Tu puoi cercare di essere un po' antipatico, che così è difficile. No, davvero, l'antipatia è intoccabile. Hai detto, infatti abbiamo apprezzato, ci piace moltissimo, saremo ringrazio. tutti al cinema. Bravissimo pure. Alle prevendite, post vendite, durante Grazie. vendite. Ma un poco che a noi ci dà agio di entrare. Ma su. lui non è antipatico, è di natura. E vabbè, allora ciao. Se non è antipatico, c'è tu che Cosa potrei dire di... Non lo so, Deve così essere vestito antipatica sembri a te. Fonzi. Però no, diciamo i protagonisti, i nomi. Sì, allora, sono 4 calabresi, abbiamo Rocco Barbaro che è un comico che ha fatto per tanti anni Zelig e anche con la Dandini, che è tornato, anzi per la prima volta, non c'è mai stato veramente al cinema, ci è andato per la prima volta questa volta e ha tra l'altro un ruolo, più di un ruolo, e ci sarà da divertirsi perché si trasforma in maniera straordinaria. Poi abbiamo Pietro Delle Piane che è di Cosenza, che è un attore che da 20 anni ormai sta a Roma, abbiamo Vincenzo Di Rosa invece che è nativo di Tropea, un ragazzo molto figo, è quello che nel trailer legge il libro e dice tenere il glande fuori dall'acqua, che è il manuale della masturbazione creativa. Vedi, ti dico cose. Poi abbiamo Paolo Cutuli che è invece di Vibo. Poi abbiamo un comico siciliano che è invece Carmelo Caccamo, che è molto seguito e potrebbe anche stare qua, sai, perché lui fa un personaggio bellissimo, si chiama la signora Santina. Si veste da donna siciliana, è un ragazzo molto carino. Bene, poi abbiamo conosciuti. Poi abbiamo 4 attori portoghesi che sono i più No, ma importanti. noi volevamo in sapere i Portogallo. calabresi. No, Una scherzo. francese, che la figa serve sempre, vedi, mi allaccio subito alla tua provocazione. l'ho fatta ancora. No, nel senso che tu devo essere antipatico, ci provo. E poi abbiamo anche Massimo Olcese che è un altro comico, insomma 11 persone, 11 attori. Allora, e Francesca? So che è un... Francesca ha lavorato, sì, noi siamo sposati tra virgolette professionalmente da 15 anni con Francesca. Non è proprio simpatico, posso dire proprio lo dico, non è così simpatico. Oggi si è disegnato bene, normalmente risulta molto antipatico e Ma questa non cosa mi sorridente. dispiace perché oggi è talmente a suo agio che invece è stato simpatico. Vedi, abbiamo come Io veramente sono emozionata, anche perché noi andavamo alla stessa scuola, quindi veramente... Quale? Non sei andato a scuola tu? No. Come no? Non l'hai fatta la scuola? Avete Che scuola hai fatto? Tu eri all'artistico? No, io sono allo liceo scientifico. Ma no, con me. Quindi non eravamo compagni di scuola, mi sono sbagliata. Non hai fatto il liceo classico, hai fatto le scuole tecniche? Io ho fatto no, non lo scientifico. Ma dividevate lo stesso panino? Dividevate il panino? a No, scuola? in realtà non ci conosciamo. Pensavo che fosse lui, ma invece era un altro. Bleffi. Sì. Senti, Simona Miceli, ti pregherei, no? Con Ma la mamma gli ha detto che si doveva... Con queste labbra rifatte ieri, Guarda, si è rifatta gliel'ha le fatte- punturine lei ieri. Non è vero. Come non Se è vero? c'è una cosa sicura e certa su di me è il fatto che io non mi sia mai assolutamente. Non è vero, no, l'ho accompagnata io da Peppino Spizzini. No, Peppino, Da Peppino ti voglio Spizzini bene, l'ho lo accompagnata. sai, però io sono così. Infatti Ma- si vedono le ruine, ho detto come da Tito mai? di non farmi Ma i primi dico, piani. ma dico, come mai questo silenzio oggi? No, allora oggi c'era un Il argomento, non perché la- fidanzato, voglio dire, c'è, non No, c'è, ma c'è il No, fidanzato. di vita privata, cioè qui voglio dire, non se ne parla, però Non avevo risposto alla tua seconda era domanda. così io, interessante il Sì, punto, vabbè. sono rimasta rapita. Dalle Da scarpe. rapiscimi. Simona, io non ho no? risposto alla tua domanda se avevo dovuto leccare, insomma, fare il lecchino. E la risposta è no, non Allora ho hai dovuto. avuto culo, Non ho dovuto. perdonami, perché sei stato uno dei pochi che ha avuto culo in avuto Calabria, culo, perché lui ha avuto o sei culo. stato bravo Ma tu- o hai avuto culo. Non è vero, O un po' e un perché po', tu perché lo il fattore non lo il fattore C. È uno che No, si è ti fatto- spiego, si è è che fatto io- un culo e se l'ho Io- fatto No, basta, Ma il perché conduttore è neutro. Neutro. Il conduttore è Gianluca- neutro. Sono neutro, però siccome Gianluca lo Ah, conosco da pensate bambino. non lo fossi. No, lo conosco da bambino, quindi conosco. La battuta era più sottile, Greco, su dai. Guarda Simona, sai qual è il sì, segreto? vabbè. Per non avere bisogno degli altri, non bisogna, come dire, averne bisogno, è banale dirlo. È filosofia. No, è pratica, nel È senso filosofia, che... ti assicuro che in Calabria è filosofia. No, non è filosofia, magari ci metti 10 anni per fare un progetto, però anziché mettercene 2 ce ne metti 10. È filosofia.
caduto dal cielo. Claudio. Ma tu sei bravo. Io vorrei stuzzicare ancora Simona, però. Vai, però domande velocissime. Guarda, mi inviti a senza nozze. fare argomenti lunghi. Simona, vai. tu devi accettare il fatto che ci sono persone che fanno le cose senza chiedere niente a nessuno, è così. Io ce l'hai davanti, io non devo dire Sono grazie. pochissime. Guarda, io posso dire. Sono pochissime, posso possiamo dire in continuare TV, da qui a domani. Io non devo dire grazie a nessuno. Bene, bravo, io Non ho sono, neanche io inviti sono da- orgogliosa che in Calabria Grazie. ci sia una persona che a testa alta possa urlare questa cosa, ma per uno che ce n'è ti assicuro che altri Lo 99 hanno fascia la capa e sono sta zitto davanti a politici. Pensa che io non ho. Pensa Simona, Questa pensa. lingua araba. T'ammazzo Luca! Non è possibile! No, ma sei malato tu in capo! Tornando a casa, lei ballerà. Tu oggi ce l'hai con me, Luca Chito, Ti uccido, Luca. Cosa Gemma? Dimmi. No! Ti uccido! Uccidetelo! Andiamo via, salutiamo tutti. A Safà se ne vanno, meno male. Arrivederci. Via, stato un piacere. sono andati via, rimaniamo Ciao. noi. Allora. Gianluca, Funziona così, quindi se ne vanno. Sì, loro hanno paura. Però io sono contento perché rimango con un personaggio cinematografico, felliniano. E poi è bello, no? Fellini era legato moltissimo a personaggi così, quindi Secondo me lui è l'unica concettualista che solo in questo programma poteva stare, perché lui è un concettuale, è un'idea assoluta sospesa. Quindi il microfono, Francesco. Repeat. Non entrare più. Dammi il microfono. Prego. Dammi. Comunque a noi delle cose concettuali non ce ne importa Grazie, niente. Volevo dire vabbè. questa cosa, vedi capito? Vai. No, dicevo che lui veramente è proprio una drag concettualista, è penso uno dei pochi casi in Calabria, ma penso in Italia di drag concettualiste. Quindi è silente, è silenzioso, è in qualche modo molto poetico. È un concetto, secondo direi. me. Bravo. Non siete nello studio, via! Vero, perché in Calabria è quello succede. È quello che ti ho detto. Ancora! Vieni qua, dammi il microfono! Sono ritornate le zitelle. Come zitelle? Sono tutte zitelle. Sono tutte e tre zitelle. Sono tutte e tre zitelle, non è vero. Ti sei lasciato. Allora, Il microfono, ragazzi, il microfono. Senza il microfono. io mettimi un po' di musica adesso. Ma stati fermo un attimo. Volevo dire che mi sono lasciata ieri Hai con il fatto fidanzato. bene. Tanti auguri. Scusa Claudio, ma sono Scusami, tutte. mi inquadrate un attimo, io voglio far vedere sempre queste opere, caro Gianluca, vedi queste opere? Sono di un artista calabrese, cosentino, architetto. È nata a New York. Ah, è nata a New York. Però sempre gente di Cosenza. Però, lei si chiama Fiorentina Giannotta. Questo è un omaggio, carinamente lei l'ha dedicato a me. Io dico che per visitare il sito andate su www.fiorentinagiannotta.com. Visitate. Lei è veramente una grande artista. Brava davvero. Grazie sì. sempre, grazie. È fantastico perché è monodanza. Cioè è monodanza. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No digas que le quieres, callado. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta che Brava Drag Luana! È finita! È finita!
Vieni, siedi. No, perché mi sono lasciata e quindi è posseduta. non devo dimostrarlo. È posseduta. Che sono triste. Stai morendo, portatemi un dottore. Loro una fanno bombola peso, così. lei, no? Perché? Io è la prima volta che vedo la trasmissione, spiegatemi perché non capisco. No. È una bella Hai capito domanda. qual è il fatto? No, ma lei veramente è un personaggio. Guarda, dovevo fare una parte nel suo film. È vero. Sì. Però poi... Devi No, fare la no. prigioniera. No, non sono stata bene. Scusami, siediti. Stavo bene, ho passato un periodo brutto Siediti. a causa dell'orticaria, no, è vero. Pure l'orticaria c'è. Avevo l'orticaria, per questo non so Ne bene. avute tutte. Allora, Cucuzza Longa, dimmi cosa... un piatto per stasera, veloce, dai, tu che sei bravissima. Dai, velocissimo, già. Che velocissimo, bisogna pensare. No, che bisogna pensare, bene che potremmo dobbiamo pensare, facciamo un taglierino agli asparagi. E come si fa? E come si fa? Si fanno cuocere gli asparagi con l'olio, l'aglio, il peperoncino, dopo si fanno dei taglierini in casa che è meglio, si condisce, si manteca tutto insieme, si mette tanta fantasia e si degusta. E anche immaginazione pure nel taglierino. Ma a te con- piace il peperoncino, scusa? A me piace, però mi procura problemi perché io sono... No, vabbè. Ma mi ti piace. eccita troppo? No, poi i problemi proprio il giorno dopo. Cardiaci? Proprio no, il giorno Ti fa dopo. battere il Fa battere il colon più che il colon. Esatto. Ma tu mangi? Perché nel momento, Tu, nel secondo momento me, dell'ingestione va mangi bene. molto poco, no? Questo sì, ma prima facciamo. Ah, e che mangiavi? Mi piace molto la pasta. No, il microfono. Stanno rimesso? Sì. La pasta. La pasta, che pasta mangi tu? Le orecchiette di più. Le orecchiette, come mai le orecchiette? Ma quelle pugliese, calabrese. Mi piacciono tutte le orecchiette. Sì. No, la pasta in generale. Ma tu sai cucinare? Sì, so cucinare. È il tuo Allora, piatto. posso chiedere una cosa a forte. Gemma? È il tuo piatto forte. Il mio piatto che mi piace assai. Sì. Le orecchiette sì, gli Senti che spaghetti, orecchiette? le pennette. Le pennette, ma dico... Le conchigliette. E di secondo? Secondo, insalata di pomodori. Le coscette. Io volevo chiedere a Gemma, guardando Luana, che piatto ti fa pensare? Una pasta al forno. Un'orecchietta. Un'orecchietta, ma come? Condita come? Un'orecchietta, e beh, stasera al pomodoro, dai, un'orecchietta. Quindi una bella orecchietta piccante oppure... O anche un bel minestrone, ti devo dire. Scusa, ma sei imbarazzata? No, è così. Cioè, ti vedo... No, io sono lei è proprio così. Lei è nature. Dato che non è tutti i Sei un giorni. po' ermetica però. Non vado tutti i giorni in TV, quindi. Ah, ecco, vedi che allora... certo. Posso dire una cosa? Ma in radio lei. Ha un cuore di No, occhi pure in radio bellissimo. sono stato. Sì? Simile al tuo. Ho fatto teatro amatoriale. Sì, hai visto? Molto- Ma diversi anni teatro amatoriale. sì, Un po' come quelli di Simona, un po' più, molto sì, bello. somiglia un Stai facendo un complimento a me attraverso lei? No, dillo, scusa. Sì, hai degli occhi, sono ha detto timido, il regista, quindi. che sono belli, i colori sono stupendi. Grazie. È stupendo. Senti, però adesso pensiamo a questo film, ma sicuramente già c'è il progetto, stai scrivendo qualcos'altro, no? Sì, ho scritto tanto negli anni. guarda che cosa plastica da attrice. Ne avevo due cose non brave, hai abbiamo il due attrici da... Ma tu dici Scriverai No, ma che scriverai da domani in poi, perché la tua vita ha una svolta oggi, è vero? Mi confermi? Speriamo, dai. Mi Io mi confermi? auguro- È una domanda retorica, Non è non era una retorica, domanda vera. no, Tu è- rispondi sì. Senti, Guarda, io neanche Rispondi quando sì. è nato mio figlio ho detto una cosa del genere, quindi... tua moglie è francese. Francese, oui. Sì, come si chiama? Antoinette. Moglie. Però che a Cosenza viene chiamata Antoinette, con la D. Antoinette. Senti, ma il tuo regista, Non ho si chiama- registi, non hai ho regista. film che mi piacciono. Ho film, un film. Film. Il posto delle fragole di Ingrid Bergman, The Night of the Hunter, che è un attore che nel 1956 fece un film straordinario con Robert Mitchum, molto bello, un thriller stupendo in bianco e nero.
Poi un film normale, cioè non di queste cose ricercate, tipo che Non ne sono so. ricercato, è Bergman. Sì, Bergman, vabbè, però questo qui è ricercato. Uno proprio bello, uno dei film, diciamo quelli, hai visto il cinema di serie? Tipo Vacanza a Miami. Viene avanti cretino di Luciano Salce. Quello è un caso. Vabbè, quello è un caso. È straordinario, racconta una drammaticità straordinaria, incredibile. No, è stupendo, io veramente. Simone si sta addormentando. Ma il cinema, ragazzi, non è che. Ragazzi, il cinema è... Gianluca, io lo dico in diretta a Gianluca in coro, merda. Non ce la faccio, ma ti tiro questo in testa, Gianluca, ti ammazzo. Ma sei malato tu di testa, sei malato, abbiamo chiuso. Ci vediamo domenica alle 15, sempre di domenica alle 21. Mi raccomando su Ten, canale 10. E quindi non saluto a Luca, ma saluto Carmela, saluto Attilio Sabato, saluto gli editori, saluto queste pazze d'opinione. Grazie per avermi ospitato. E quindi saluto Luca Chito, i cameraman, grazie. E mi raccomando, canale 10 su Ten ogni domenica alle 15 e alle 21. Andiamo alla discoteca! Grazie, scusi, tornerò. Grazie, prego, grazie, scusi,